Ad attenderlo una volta fuori da quella stanza in cui è stato detenuto per tutto questo tempo in condizioni disumane c'era il padre Cristiano. Eccoli, finalmente insieme. Dopo oltre 2 mesi di angoscia, Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano 46enne, è stato rilasciato per trascorrere i domiciliari in albergo, in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico. La conferma arriva dalla Farnesina. La scarcerazione è arrivata nel quadro di un lungo negoziato seguito passo dopo passo dall'ambasciatore a Khartoum e dal direttore generale Vignali, che si era recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro Di Maio, che ha espresso soddisfazione. Per ora Zennaro dovrà restare in Sudan ad affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. Immediate le reazioni da parte del mondo politico. Il sindaco Brugnaro ha espresso gioia e soddisfazione ringraziando il premier Draghi per il lavoro decisivo della nostra diplomazia. Tiriamo un primo respiro di sollievo, è stato il commento del governatore Zaia, perché Marco esce da un regime carcerario disumano al quale è stato costretto. Dopo ciò l'obiettivo è riportarlo a casa, ha concluso. Così la pensa anche il senatore veneziano Ferrazzi. E ora si tratta di lavorare tutti insieme compattamente come abbiamo fatto fino adesso per lavorare per la sua liberazione, cioè per riportarlo a casa. È per questo che ci dobbiamo coordinare tutti, dobbiamo coordinarci col governo, con la Farnesina, perché questa è una tappa importante ma non è la definitiva. Soddisfatte le tante associazioni veneziane sportive che in queste settimane hanno organizzato manifestazioni e lanciato appelli con l'hashtag Marco Libero per farlo tornare a casa. L'ultima domenica a Venezia, nel giorno di Sant'Antonio, quella dei regatanti, durante la quale la moglie Carlotta è riuscita a contattare Marco con una videochiamata in cui lui ha potuto vedere la grande mobilitazione in suo onore e non è riuscito a trattenere le lacrime. Martedì è attesa una nuova udienza civile.